Buonasera a tutti. Scusate un piccolo ritardo con l'inizio, facciamo appunto tondo alle 9 e cominciamo. Benvenuti alla prima serata della serie in quadra di autori, nella serie di incontri che dedichiamo ai fotografi che vengono a raccontarci le loro esperienze. Prima di cominciare a parlare un attimo di Stefania e Tatiana, che sono qui con noi stasera, do il benvenuto anche a Chiara, che era piccoli assessore alla cultura e all'associazione del Comune di Conegliano, che ci ospita qui questa sera, quindi vorrei che facesse anche lei due parole. Due. Solo un saluto e un ringraziamento all'associazione in quadra, perché sicuramente crea delle occasioni di incontro, di socializzazione, visto che il Covid ci ha privato anche di quelle, e soprattutto degli incontri stimolanti su degli argomenti che direi, accoppiando così dei temi alla fotografia che sono decisamente interessanti. E quindi sono di ringraziare voi per queste occasioni. Buona serata. È stata breve e chiara come di parola, sarò breve, molto breve anch'io, poi diamo la parola ai veri protagonisti della serata, che sono Stefania Casali e Tatiana Mura. Due parole per inquadrarle un attimo. Stefania è una fotografa, e anche Tatiana possiamo dire che è una fotografa. Hanno strade diverse dietro di loro, però hanno in comune una passione che è quella per il cibo, per la fotografia di cibo, più che per il cibo. Anche per il cibo forse, non lo so, per fotografia di cibo sicuramente. Stefania è una fotografa professionista che segue proprio come settori professionali la fotografia di cibo, di still life e lifestyle, esatto. E affianca questa sua attività quella di docente, perché docente di fotografia, adesso non vi faccio la lista degli istituti di dove insegna, ma è molto lunga. Tatiana approccia la fotografia in modo un po' diverso, nel senso è passione anche per Stefania sicuramente, perché altrimenti non farebbe questo tipo di lavoro, però per Tatiana, che ha un altro tipo di formazione, ha un approccio più libero per certi aspetti, perché non avendo un committente, quindi qualcuno che deve dire esattamente cosa deve fare se non se stessa, ha un approccio alla fotografia di cibo che è quello che viene così da dentro, dal cuore. Noi stasera vedremo un suo progetto che è Odi e Tamo, ve lo spiegherà molto meglio di me, è dedicato a quelle complicate relazioni con il cibo, in particolare l'anoressia, che si sviluppano in certe persone. Prima ho chiesto come posso definire questo progetto, perché non trovo la parola giusta, alla fine sono rimasto sulla mia. Ha una visione molto delicata sull'argomento, che rischia di essere scapoloso o anche molto spettacolarizzato. Lei ha saputo affrontarlo in un modo secondo me molto efficace, però con uno sguardo molto delicato. Io non avrei altre cose da dire, quindi buona serata e ci aggiorniamo dopo per gli appuntamenti. Vi ricorderò gli appuntamenti in quadro, non pensate di scappare senza. Buona serata. Non ho sempre fatto il fotografo, ma per tutta la mia vita professionale mi sono affacciata al mondo del cibo. Come excursus di studi sono un chimico, ho fatto chimica industriale sia alle superiori che all'università, ma da subito l'amore per la cucina ha preso il sopravvento e a 19 anni ho aperto la mia prima attività commerciale, un'attività di gelateria e pasticceria.
In seguito sono stata un tecnico per diversi marchi importanti, infatti nel 1905 forse il più importante di tutti, il più noto, per capirci quello della Mariana Fabbri. Per loro sono stata un tecnico, soprattutto per quanto riguarda l'estetica, ovvero di come presentare soprattutto quello che era il gelato e le vetrine. Quindi il food styling, se volete, è il mio pane da prima di diventare fotografa, quindi con il tempo semplicemente non ho fatto altro che unire queste due grandi passioni. Io faccio fotografia a livello amatoriale da quando avevo 14 anni, quindi da tanti anni non nascondo la mia età. Io quest'anno farò 44 anni, quindi fate i vostri conti, faccio fotografia da 30 anni e ho unito queste due passioni. Faccio food photography più o meno in maniera continua e con coscienza dal 2000. Siamo nel 2022, ormai che ho una certa esperienza di materia. Allora, questa sera noi parleremo di food photography e vedremo che questa materia così, se volete, particolare, di nicchia, è un genere estremamente specialistico, quello della food photography, insieme forse ancora di più dello still life, perché ha bisogno di tutto un insieme di conoscenze che sono necessarie, appunto la conoscenza del cibo per poter fotografare bene il cibo. Vedremo che la food photography può essere sia quella che conosciamo tutti meglio, quella editoriale, quella commerciale, quella che comunque ha la finalità di o vendere cibo o comunque portarvi a provare una ricetta, comprare un libro di ricette, comunque una finalità commerciale. Mentre esiste anche in realtà un'altra possibilità per questo genere fotografico, che è quello concettuale, ovvero, se volete, possiamo definirlo come fine art. Sono qui con Tatiana perché appunto vedrete che Tatiana è una maestra in materia di food photography di tipo concettuale. Allora, il cibo è una necessità fondamentale per l'uomo e la cosa che più si nota del cibo, credetemi, è la sua assenza. Quando non c'è, la ripercussione a livello biologico, a livello sociale è enorme, ha un impatto incredibile. Per questo motivo, da subito, appena l'uomo ha avuto coscienza di sé, ha incominciato a praticare un'altra necessità fondamentale per l'uomo, che è l'arte. L'arte è una necessità fondamentale per l'uomo e queste immagini che vedete adesso ne sono la prova. Queste sono immagini della grotta di Lascaux. Le grotte di Lascaux sono in Francia e rappresentano tra le prime manifestazioni artistiche che si sono ritrovate. Io ora sto arrivando a quello che è il collegamento con Google Arts and Culture, che oggi possiamo definire il più accurato. Allora, intanto vi dico che se volete vedere oggi le grotte di Lascaux lo dovrete per forza fare attraverso i mezzi tecnologici, perché sono state chiuse al pubblico per l'impossibilità di riuscire a mantenere questo patrimonio culturale estremamente delicato, perché sono comunque opere risalenti a circa 16.000 anni fa. La maggior parte delle opere presenti nelle grotte di Lascaux sono cibo o rappresentazioni umane. Proprio in virtù della sua necessità, il cibo è una delle prime cose che viene rappresentata da parte dell'uomo. Quello che vedete peraltro è un uro. Gli uro sono dei bovini che si sono estinti e, se per pura curiosità, vi dico che Hitler provò a ricostituire la specie, ma con scarsi risultati. Questa è un'altra grotta, questa invece è aperta al pubblico, è visitabile, sono le grotte di Altamira. Le grotte di Altamira, oltre, come vedete, ad avere comunque la particolarità di ritrarre uomini e animali insieme in scene di caccia, quindi comunque il legame arte-cibo è ben presente, e oltre alla rappresentazione delle mani degli abitanti di queste grotte, c'è nelle grotte di Altamira un altro importante legame che si instaura, che è quello tra il cibo e il culto. Dalla nascita della religione il cibo è diventato offerta, ma in questo caso è diventato anche divinità. Il bisonte rosso di Altamira
secondo fonti storiche rappresenta una delle prime iconografie religiose che esistono, proprio perché a quell'epoca l'uomo venerava quello che era presente in natura e in gran parte venerava il cibo, proprio perché per la paura di perdere, per propiziare le divinità, venerava la sua fonte di sostentamento. E nel tempo questo legame tra cibo e religione si è stretto a veramente doppio giro. Tutte le religioni, non solo magari quelle più moderne. Allora, io qui vi ho portato due opere che, se volete, vi faccio vedere un pochino più grandi. Allora, questo qui è il Giudizio di Paride. Tutti conosciamo la bellissima leggenda delle tre dee, si presentano di fronte a Paride che deve dare a loro un frutto che si è presentato più volte nel mondo dell'arte, nel mondo religioso, che è la mela. Sulla mela potremmo tranquillamente fare un'altra serata a parte, proprio perché potremmo raccontare tantissime cose. E sempre lo stesso frutto, e sembra che in realtà la presenza della mela nell'altra opera di Rubens, ovvero il Giardino dell'Eden e la caduta dell'uomo, anche in questo caso comunque sia questa forma artistica è simbolicamente legata a una forma di cibo, e di nuovo troviamo la mela. Sembra però appunto che la presenza della mela derivi tanto da quella che è la leggenda appunto di Paride e il pomodoro. Il cibo diventa un momento estremamente iconico anche nella religione cristiana. Ora, io ho scelto una foto che magari i credenti potrebbero trovare un pochino dissacrante, ma sono una grande amante di David LaChapelle, di cui ho visto tante mostre, e in realtà credo che comunque questa fotografia rappresenti perfettamente quella che è l'ultima cena. Vedete che nel tempo inevitabilmente il cibo si lega alla forma artistica e alla forma religiosa, e questo legame non si è mai rotto. Ok. Da simbolo religioso, in realtà il cibo rappresenta anche un identificativo etnico. Come ho scritto qua, il mitico modo di dire pizza, pasta e mandolino, mangiatrauti e via dicendo, identifichiamo spesso e volentieri popoli attraverso il loro cibo, attraverso quello che più frequentemente mangiano. Queste fotografie, di cui purtroppo non posso farvi vedere immagini più grandi per il semplice motivo che Google Arts and Culture è ricchissimo di opere classiche, ma snobba i fotografi alla grande, dove non si trovano praticamente quasi immagini di fotografi famosissimi. Tina Modotti rientra nella categoria dei miti della fotografia, se non altro perché è stata allieva e amante di uno dei grandi padri del bianco e nero, che era Edward Weston. Tina Modotti è stata una donna estremamente attiva a livello artistico e a livello politico in Messico. Per capirci, per inquadrare il periodo, è il Messico di Frida Kahlo, di Diego Rivera, di Orozco e via dicendo. Come vedete, in queste fotografie, essendo proprio Tina Modotti particolarmente attiva a livello politico, tanto che poi si scisse completamente da quello che era il mondo artistico per diventare un'attivista politica e morire peraltro per questa attività, rappresenta il popolo messicano con il mais. Il mais a quell'epoca era la fonte di sostentamento principale per il Messico, per le popolazioni del Messico, e sapete che hanno tutti i colori dell'arcobaleno. E come vedete, sia per quanto riguarda la rappresentazione più combattiva, quindi falce, proiettili e Messico, quello era il periodo di dense lotte politiche, sia nella seconda fotografia, dove in realtà, oltre a quello che è la connotazione combattiva del popolo messicano, che è sempre stata rimarcata, c'è comunque anche la chitarra, ovvero appunto una connotazione comunque più artistica. Queste altre foto che vi mostro sono invece sempre di David LaChapelle. Se Tina Modotti decide di rappresentare, quindi innalzare il
popolo attraverso il cibo. David LaChapelle, che ha una visione piuttosto critica della società statunitense, ha deciso di utilizzare il cibo per rappresentare quello che, se volete, è la degradazione di una società. E quindi abbiamo a sinistra una delle mie fotografie preferite, che è Death by Hamburger, che trovo estremamente efficace, e a destra un'altra fotografia molto efficace, che è Heaven to Hell, dove una macchina si schiatta contro una enorme lattina di Coca-Cola. Ok, quindi direi in questo caso il cibo viene letteralmente sovrapposto a quello che poi è il tema del consumismo, della capitalizzazione e via dicendo. A questo punto arriviamo a quello che è, se volete per me, la parte più importante di questa serata, ovvero la presentazione di questo progetto, Ogni Età di Tatiana Mura, che riesce a rappresentare benissimo quelli che sono purtroppo i disagi sociali legati a tutte quelle deviazioni del comportamento umano legate all'alimentazione. Sono tantissime, anche se la più nota sono appunto l'anorossia e la bulimia, che spesso viaggiano a braccetto, ma io adesso mi taccio perché ci pensa proprio Tatiana, visto che è suo, e quindi ci presenta lei il suo bellissimo progetto. Allora, questo è un progetto che nasce qualche anno fa. Io non ho la formazione di Stefania, perché ho tutto un altro percorso alle spalle, sono veterinaria e nasco come fotografa per passione. Inizialmente mi sono avvicinata al cibo perché giustamente l'abbinamento amore per la cucina e amore per la fotografia poi sono andati di pari passo, e inizialmente avevo una visione tradizionale del cibo, quindi quella che normalmente vediamo. Poi piano piano mi sono allontanata dai canali più standard e ho pensato che il cibo potesse diventare un simbolo, un vettore di un messaggio, e ho cominciato appunto a fare foto dove comunque il cibo perdeva un po' il suo significato originale per trasportare messaggi, stati d'animo. In ogni foto c'era un po' qualcosa di mio e quello che in quel momento mi sembrava il caso di esprimere. È nato questo progetto dedicato agli disturbi alimentari. Non sarei stata in grado di affrontare questo tema con modelli umani, perché comunque penso che alla base di questa malattia, perché poi alla fine è una malattia, un disagio, ci sia una mancata accettazione di quello che è proprio il proprio aspetto, e quindi mettere in mostra una persona che sta vivendo una difficoltà nell'accettarsi non ci sarebbe stata. E quindi ho pensato di utilizzare il cibo per rappresentare, parlare un po' di questo problema che molto spesso non è considerato poi così grave. In realtà forse un po' perché non siamo ancora preparati ad affrontarlo come tale, però valeva la pena trasmettere questo messaggio e portarlo un po' in giro. In realtà il progetto nasce come un portfolio, e un portfolio normalmente come un racconto ha una prefazione, un inizio, una parte centrale in cui si sviluppa la storia e poi una conclusione. In questo caso il progetto non ha un andamento lineare, quindi non ha un inizio e una fine ben stabilite, ma lo vedo e l'ho sempre visto come un progetto circolare, nel senso che immagini iniziale e finale, che poi adesso vedremo, sono anche intercambiabili. Si parte o si finisce con un cuore e un cervello. Questo perché comunque alla base del problema c'è proprio il tentativo di soddisfare determinati desideri da parte del cervello, del cuore, e il cervello che poi comunque in realtà si nega. In realtà in questo progetto il soggetto principale non è poi il cibo, ma è la forchetta, perché la forchetta è l'elemento comune che ritorna sempre e ogni volta è sempre vicina all'oggetto del suo desiderio, ma non riesce mai a raggiungerlo, non riesce mai a
spesso si pensa di riuscire a uscire da questo tunnel da soli, ma in realtà senza un aiuto si rimane sempre al punto di partenza. Quindi qui c'è una forchetta che comunque è vicina a questo cuore, un cuore che è tutto imprigionato dentro al cellophane e viene stretto lì, e questo appunto può essere l'inizio come la fine del progetto, e poi si passa appunto alla forchetta che è vicina al pesce, però non è un pesce che si può mangiare, è un pesce che è già stato mangiato ma non dalla forchetta in pratica, quindi non ha potuto usufruire di questo alimento. La forchetta dentro ha un cuore di carne, che qui ritorna comunque il cuore e il desiderio, ed è una forchetta che una carne che è tutta stata comunque bucherellata dalla forchetta, perché ci ha provato, ma poi alla fine è rimasta lì e non ha potuto mangiare. Oppure la forchetta che è un po' come il topo che cerca di raggiungere l'oggetto del suo desiderio, il formaggio, ma in realtà poi la trappola la tiene ferma lì dov'è. Oppure la forchetta che a parte non poter mangiare il gelato con la forchetta, quindi è già impossibile poter usufruire di questo tipo di alimento, comunque è congelata, e quel ghiaccio intorno alla forchetta sembra un po' una bara dentro la quale lei è rimasta, e quello non si scioglie, il gelato si sta sciogliendo ma la sua bara no, e comunque nel momento in cui anche quel ghiaccio si fosse sciolto, il gelato mai sarebbe stato inutilizzabile. Oppure un cuore con tutte queste briciole, ma neanche delle briciole può godere. La forchetta che è circondata da forchette che in realtà hanno la possibilità di accedere al cibo, e invece lei addirittura ha eletri che sono chiusi, quindi anche volendo non potrebbe farlo. Oppure una forchetta che è dentro a una confezione con tutte quelle caramelle, però le caramelle sono state scartate e sono state comunque gustate da qualcun altro, e invece lei è rimasta dentro alla sua confezione. Lo stesso qua, la forchetta, intanto anche non solo l'impossibilità di mangiare perché ci sono sempre questi reti chiusi, ma in realtà l'alimento è ridotto a un unico misero pisello, perché a volte anche quello è troppo come quantità per chi ha questi problemi. Oppure una forchetta impiccata di fronte a tutto questo ventiglio di patatine che la circondano e che lei non riuscirà a ottenere. E lo stesso la forchetta chiusa dentro con le uova di cioccolato, oppure una forchetta con un piatto enorme ed un piccolo uovo, che in realtà questa era una caramella, però sembra un po' anche un'idea della solitudine di cui soffrono queste persone. Un grande piatto, un piccolo soggetto si perdono un po', oppure sono tanto attratte dal cibo ma frenate, trattenute sempre da qualcosa, dentro a tempeste di pasta, oppure una rulette russa che comunque non si fermerà mai, e anzi comunque se si dovesse fermare su un biscotto, di per sé la rulette russa è già un po' un suicidio, quindi la difficoltà anche di poter godere di una cosa che comunque si sceglie ma che poi ci si sente in colpa per aver avvicinato o assaggiato.
accetta e tutto poi va dietro a questa difficoltà e possibilità di accettarsi. E l'idea di fare questo progetto e il desiderio di riuscire a portarlo in giro è quello appunto di sensibilizzare il più possibile nei confronti di l'anoressia, che è la tematica forse più nota, però i disturbi alimentari sono molti, ecco, e quindi di riuscire a trovare un modo per attirare un pochettino l'attenzione su questo tipo di problemi che spesso non sono sufficientemente considerati. Noi tra l'altro, come avete visto all'inizio della presentazione del progetto di Tatiana, vantiamo un po' un successo, e l'ho detto a Tatiana appunto questa sera, noi abbiamo comunque portato questa mostra, siamo riusciti a portarla a Roma, e a portarla a Roma, se volete, un po' in grande stile, perché ci abbiamo messo un anno di lavoro, ma siamo riusciti ad avere il patrocinio della Regione Lazio, il patrocinio del Comune di Roma, il patrocinio dell'ASL di Roma. Per questo motivo siamo riusciti a fare questa mostra nel chiostro di Santo Spirito. Il chiostro di Santo Spirito è, diciamo, alle porte del Vaticano, dove a Roma c'è la cura delle persone malate di anoressia. La mostra di Tatiana è stata visitata da queste persone, per lo più devo dirvi, parlo quasi sempre al femminile nel mondo dell'anoressia, perché in realtà quasi sempre le vittime di questo disagio sono donne. Non pensate però assolutamente che lo siano per motivi di estetica. L'anoressia non è mai una malattia che si genera perché si vuole essere più bello, più magro, come le modelle. Il disagio è profondo, è reale, è alienante ed è debilitante. E queste ragazze, queste donne affette da anoressia hanno guardato questa mostra e successivamente il medico che le segue e i medici che le seguono hanno proposto loro proprio la fotografia come metodo di cura. Un studio lunghissimo per loro, una fatica immensa, perché le anoressiche non riescono a vedersi in fotografia perché la fotografia non mente, mentre uno specchio loro mente perché hanno una visione distorta di se stesse. Una fotografia no, non riescono a vedersi diverse, quindi nessuna di loro ha avuto il coraggio di fotografare le amiche o se stesse a figura intera, un braccio, un piede, un'anca, un zigomo sporgente. Ma questo comunque progetto ha portato a qualcosa di nuovo, a un metodo nuovo di affrontare questa malattia. Quindi siamo molto contente entrambe, perché credetemi ho sputato sangue per far arrivare questa mostra a Roma, ho veramente mosso mare e monti, ci sono riuscita e sono stata contentissima proprio perché alla fine abbiamo fatto qualcosa di diverso. Speriamo di riuscire a portarla ancora in giro e in giro e in giro, perché credetemi questa malattia esiste, questa malattia ha distrutto famiglie intere, perché è una malattia da cui da soli non si guarisce, anzi è una malattia da cui difficilmente si guarisce in realtà del tutto, è un'insicurezza che rimane, quindi speriamo di riuscire ad aiutare in qualche modo tutte queste persone. L'esempio comunque che avete visto adesso, il progetto di Tatiana, è un esempio perfetto di quello che è la food photography di tipo concettuale. Ovviamente non serve solo per raccontare difficoltà, ma può essere anche più scherzosa, più divertente. Questa è una mia fotografia in realtà a cui sono emotivamente legata con tanti giri, perché era una sfida fatta tra me e una carissima amica che purtroppo non c'è più, e quindi ne sono legatissima, e ho sempre detto che il successo di questa fotografia è stata esposta al Salone Internazionale di Parigi, è stata selezionata nella shortlist del Big Lady, che se volete un po' l'Oscar della food photography, è dovuto proprio il fatto che sia legata a questa amica. Questa è la quadratura del cerchio, non c'è niente di piuttosto di nuovo, è proprio, ragazzi, l'uovo è l'espressione perfetta del tondo.
ma con l'impegno, se vi ci mettete, alla fine poi lo potete anche fare diventare quadrato. E quando diciamo riga matita, in realtà qui riga matita è tanto Photoshop, però alla fine è diventato quadrato e quindi comunque sia sono rimasta contenta lo stesso. Ora vi faccio invece vedere, questo qui è un progetto che ho visto nascere, non è assolutamente mio, magari lo fosse. Intanto vi dico subito che purtroppo le foto sono piccole perché non disponevo di foto più grandi. Conosco comunque il fotografo che si chiama Alessandro Rivola. Questo progetto è su pellicola, non è fatto in digitale. Nasce per l'amore, diciamo, di questo fotografo. Alessandro Rivola è un fotografo professionista, è un fotografo di moda, diciamo, per vivere, diciamo, fare il fotografo di moda, di still life, ma è un artista, si considera se stesso comunque un artista, e Fruiting Brothers è una sua visione della manipolazione, che possa essere genetica o anche semplicemente legata alle biotecnologie, del cibo da parte dell'uomo, nel senso noi non, se volete per necessità ormai direi a questo punto, per il fatto che comunque siamo veramente tanti e bisogna sfamare tante persone, ormai siamo arrivati a un punto in cui per avere più cibo lo dobbiamo manipolare. Ecco, secondo Alessandro questa manipolazione prima o poi ci si ritorcerà contro, quindi vedete a sinistra gli invasori e nel centro gli stessi invasori come reperti. In realtà qui non c'è, ma legato a questa installazione, perché questa è un'installazione artistica, è stata fatta a Bologna, c'erano anche dei referti ovviamente finti, ma dei referti compilati da medici con tanto di timbri di ospedali che presentavano appunto questi, vedete, questi frutti che si mutano, questi frutti che mutano da soli e alla fine vedete che c'è una sagoma a terra, una scena del crimine con i frutti che sono gli assassini, nel senso che a un certo punto queste manipolazioni ci si ritorceranno contro. Sempre su questo stile, e qui Tatiana sta facendo snoop perché ha l'arachnofobia, credetemi, questo ragno comunque sia se l'è vista tuttina perché durante questo servizio ho scoperto che le tarantole si muovono per i flussi luminosi, ovvero si fermano e si muovono col cambio della luce. Potete immaginare questa povera tarantola con flash che vita possa avere vissuto. Questi sono Breakfast e un'altra opera senza titolo, dove appunto, sempre secondo Rivola, questo cibo può essere qualificato a un veleno, ovvero la nostra manipolazione, la nostra continua ricerca dell'immortalità e quindi del dover sfamare tutti. Non accettiamo assolutamente l'idea che l'uomo possa essere in qualche modo un virus per se stesso. L'uomo arriva sempre a pensare a se stesso come immortale e quindi dobbiamo sfamarci. E questa è una visione appunto di questi due ragni che si presentano in questi due pasti e sotto, magari a buon piccolino, è il miele di grillo. Secondo appunto Alessandro arriveremo a un punto tale da insegnare ai grilli a fare il miele per poter sfamare tutti quanti. E questi sono, diciamo, altri esempi. Se volete, comunque sia, tra l'altro hanno anche ottenuto un certo successo questi progetti piuttosto alti di applicazione di food photography a livello più fine art, più ricercato. E queste invece sono altre fotografie di Tatiana e quindi palla al centro, vai. Sì, allora questo è un altro progetto che ho in cantiere in cui ho pensato di associare immagini di quadri famosi al cibo, ovviamente anche in maniera sicuramente più leggera rispetto al progetto della Messia. E questo per esempio è un particolare della nascita di Venere e ho giocato sul fatto che appunto la nascita, il compleanno, Candelina, e quindi ho voluto dare un'immagine così un pochino più appunto scherzosa. E questa invece è un'immagine a cui sono molto molto legata perché è un'immagine che è andata nella shortlist della Big Lady 2 anni fa, e un'immagine che è stata che mi sono sudata molto perché nel momento in cui io ho deciso di
Sì. 70 anni dopo la morte degli autori, che Botero è giustissimo. Quindi quando la foto è venuta nella short list c'è stato un grosso panico, perché ovviamente poi il concorso voleva tutte le liberatorie, e quindi è partita una corsa alla ricerca di Botero che ha una base a Seravezza, no, a Pietrasanta. A Pietrasanta, quindi ho contattato il comune, ho contattato una fonderia, che sono quelle che appunto fanno le opere di Botero, e nessuno riusciva a contattare Botero perché lui oltretutto vive all'estero ed è praticamente irreperibile. Poi lui non ha un copyright italiano, quindi comunque non potevo neanche tramite la SIAE che si occupa della parte artistica pagare, insomma fare qualcosa. Finché appunto Stefania ha scovato una galleria d'arte a Venezia che aveva le opere di Botero, e quindi ho contattato questa galleria e ho parlato direttamente con la persona, la curatrice delle opere di Botero, che è stata gentilissima, ha voluto vedere l'immagine e l'ha inviata a Botero. A quel punto in trepidazione abbiamo aspettato e Botero ha risposto, perché di solito lui non dà il consenso all'utilizzo delle sue immagini se non per cataloghi insomma, legati alla scuola, all'arte, ai musei, soprattutto non dà il consenso se l'immagine è legata all'idea di Grasso, ecco, quindi assolutamente. E invece insomma l'immagine è arrivata fino a Botero, che ha dato il suo benestare che io potessi utilizzare questa foto nel concorso, dove peraltro non si vince niente, cioè non si vincono soldi, niente. No, vabbè. Sì che si vincono. Vabbè, comunque non lo vedi. Però la vittoria è stata semplicemente essere insomma all'apprezzamento del maestro, perché quello per me è stata la vittoria più grande. Insomma, poi non è andata proprio nelle finaliste, però era nella shortlist, quindi è stata un'esperienza adrenalinica, direi, in tutti i sensi. E comunque anche questa rientra in questo progetto, anche se questa è una assistante, perché appunto Botero è ancora tra di noi, dove appunto associo il cibo ai quadri, però appunto con una visione un pochettino più serena, più leggera. Credetemi quando vi diceva ho un'altra foto, andavamo subito a controllare la data di morte dell'artista a cui si era rifatta, perché ho detto non ci andrà mai più bene, così mi ricordo, non succederà mai più. Ne ho dovuta scartare qualcuna, rimane lì nel mio computer, ma c'è. E poi questa è un'altra immagine a cui sono molto affezionata, che sono i chiodini, che sono stati molto apprezzati e pubblicati in giro, e dove appunto è proprio la mia idea di cibo, quindi il cibo non è più cibo, ma è un'idea, un messaggio. E qui i chiodini, ovviamente il fungo che chiamiamo chiodini, che viene schiacciato dal mantello. Questa è una delle foto veramente a cui sono più legata. c'è poco. E questa è un'altra foto ancora, questo è un altro progetto sull'inquinamento, quindi in questo caso appunto un polpo che è completamente soffocato da questo sacchetto di plastica, che poverino prova anche a una forbice, quindi il suo tentativo di liberarsi per poter sopravvivere, però anche lui non ce la fa. E anche in questo caso speravo di riuscire a fare un'altra campagna, diciamo, di sensibilizzazione, ecco, quindi ci sono sia le immagini più leggere, perché poi comunque ho anche un progetto con il cibo, con le immagini disegnate, che sono proprio veramente molto
diciamo più dove appunto si legano concetti, dove la fotografia deve esprimere pensieri che esulano, se volete, dal cibo stesso, il cibo diventa un veicolo. Esiste poi quello che è il pane quotidiano, quello che diciamo l'orario da sbarcare, che è la food photography di tipo commerciale. Ora io qui vi darò un attimino quella che è la visione moderna di questa disciplina. Intanto a tutti gli aspiranti food photographer che possono essere qui presenti vorrei far notare che non è questo, diciamo, paradiso che molti pensano. Ho notato, io ho tantissimi allievi in giro per l'Italia, ormai in giro per il mondo, perché più di qualcuno è all'estero per fare i miei corsi, e c'è un'idea un po' romantica di quello che è in realtà questo genere fotografico che ultimamente per di più è estremamente inflazionato. Se una volta esistevano i food photographer, esistevano i food styler, l'economist, l'art director e figure, comunque era una nicchia dove pochissimi erano, diciamo, i fotografi che si presentavano. Oggi, con l'avvento dei social e, se volete, con lo sdoganamento della fotografia, che per me è sempre comunque sia positivo, non sono assolutamente una nostalgica della pellicola, anzi ho avuto anche l'esperienza della camera oscura, sono un chimico e credetemi, io sono una grande amante della post-produzione digitale, perché diciamo per me, nonostante appunto io sia un chimico, è più facile, devo essere sincera, la camera oscura è manualità, è molto più difficile. Vedremo come i social hanno cambiato in realtà poi quella che è la comunicazione, non c'è niente da fare, bisogna tenerne conto, non si può pensare di non farlo. Allora, tra i diversi tipi di fotografia commerciale troviamo figure oggi che non esistevano fino a qualche anno fa. Oggi abbiamo il food influencer, oggi abbiamo il food blogger, e sono queste figure reali e soprattutto sono figure che io dico sempre da rispettare. Cosa fai nella vita? La food blogger. Ah, quindi non fai niente. Ve lo dico io, col cavolo. Io conosco e sono anche insegnante di food blogger che muovono molti più soldi di quelli che muoverebbe un normale fotografo. Cioè, per capirci, guardando le stime di valore, il fatto in casa da vendetta ha diciamo, un giro commerciale annuale che sfora tranquillamente i 300.000 euro all'anno, che non credo tutti qui dentro possano vantare un cambio reddito, soprattutto se considerate che la signora cucina davanti a una telecamera. Ok? Perfetto. La food photography a livello commerciale però ovviamente si differenzia in base alle diverse, diciamo, figure, ma soprattutto alle diverse finalità. Qui ci sono tre fotografie che vedete. Sono una, la nota campagna pubblicitaria della marca, ma ho eliminato qualsiasi marca proprio per evitare. Sotto una fotografia di una vellutata, che in realtà, credetemi, della vellutata non ha nulla, ve lo dico perché questa fotografia l'ho fatta io, è per un prodotto a banco del qualsiasi supermercato, sono quelle zuppe che si trovano pastorizzate nel banco frigo, e non è una vellutata, è una patata frullata con una zucchina e un po' di tempera verde, perché per avere questa consistenza una vellutata diventa complessa e quindi soprattutto quindi qui neanche una patata, perché in realtà è il purè di fiocchi, quello più basso, quello del discount, quello che fa veramente schifo, diciamo, ci porta le cose come stanno, e che però costa poco, perché questo è. E mentre in alto a sinistra c'è un tartufo, lì non c'è niente di adulterato, lì è perizia, lì è bravura, un insieme di lavori fatti in parte da me, ma in parte da un mastro cioccolataio che tra l'altro è qui del Veneto, però io non mi ricordo assolutamente dove, e direi che mi può aiutare. Di dov'è? Non ti sento. Non ti sento. Ah, ok.
quelli che erano i lavori del Canova, ha fatto delle cose stupende. Lui per me è un Willy Wonka, perché tratta il cioccolato come lo farebbe Willy Wonka, tiene le sue praline in un terrario, letteralmente, perché in fondo alle vetrine ci sono carossidi e fave di cacao per mantenere un ambiente il più naturale, più profumato possibile, e quindi, visto che lui ha questo legame così, se volete, stretto con la materia prima, abbiamo deciso di pensare, vabbè, a questo punto noi tanto che facciamo finta di estrarre dalle cave, e quindi abbiamo ricreato insieme questa cava di cioccolato che è piccolissima, sono 10 cm di lato, e è stata fatta appunto da questo mezzo cioccolatiere con un insieme di pitture a base di burro di cacao, e un lavoro veramente particolare. La differenza tra tutti questi generi è veramente una questione di food styling, ovvero le varie tipologie di food photography commerciale si differenziano da quanto è invasivo fondamentalmente la parte di food styling. Nel blogging, ovvero le food blogger, e qui ci sono degli esempi di mie allieve che sono Sara Tampini, Squid e Marisa Spadaro, Madame Gateau, due blogger bravissime, estremamente preparate. Ecco, qui non c'è food styling così come oggi viene, diciamo, pensato, perché ormai il food styling si pensa sempre a un mock-up o comunque appunto a un intervento massiccio di modificazione del cibo. Per una food blogger che si vuole comportare in maniera etica, l'unico food styling ammissibile è quello della perizia, ovvero di quanto brave effettivamente possono essere a confezionare i loro cibi. E qui vedete c'è un'estrema cura, un'estrema passione. Ovviamente sono delle food blogger e delle fotografe molto brave, tanto che entrambe vantano ottime collaborazioni con marchi peraltro importanti, quindi collaborazioni ben pagate, ben retribuite. Però appunto qui si tratta di onestà, letteralmente di onestà intellettuale. Un modo un po' diverso, questi sono scatti miei, scatti che faccio per lavoro, per esercizi commerciali, per realtà, per catene, eccetera. Ecco, qui si entra in un mondo un po' diverso, ovvero teoricamente in un mondo ideale, quando vai a fare degli scatti comunque per esercizi commerciali, qui abbiamo due tipi di ristoranti diversi, in uno tra l'altro c'era anche Tatiana, che è uno chef bravissimo, e c'è una catena di pasticcerie molto, diciamo, con un sacco di punti vendita a Roma, che sono i miei clienti. Ecco, vi dico che sicuramente non le fotografie su sfondo bianco, perché lì c'era uno chef estremamente preparato, di cui però spesso noi fotografi non possiamo vantare la collaborazione, perché non esistono solo gli chef stellati, se non ricordo male Riccardo ha questi da Michelin, non esistono solo loro, la pubblicità serve a tutti gli esercizi. Ecco, vi dico che soprattutto gli spaghetti che vedete in basso sono un po' ritoccati, nel senso che è molto spesso difficile coordinare la velocità del lavoro del fotografo con quella del cuoco, soprattutto se parliamo di cuochi che non si sono mai affacciati al mondo della fotografia, perché se è vero che uno chef stellato ti chiama spesso per fare fotografie perché investono nella comunicazione, l'osteria vede questi 1.000 euro che investono per fare questo servizio fotografico quasi come l'investimento della vita, quella cosa che fai una volta e poi al massimo ne ripaghiamo se rifacciamo il locale tra 20 anni, ok? Quindi non si sono mai affacciati e continueranno anche a non farlo. E ripeto, fotografare il cibo non è come mangiarlo, quindi la composizione del piatto deve essere fatta per la macchina fotografica. E qui per arrivare a questo piatto di pasta, che era asciuttissimo perché si secca immediatamente, non potete capire quanto Vetrix ho messo sopra. Il Vetrix è un liquido che io consiglio sempre quando si devono fare questi servizi, perché è cangiante, è molto trasparente ma brillante, quindi rapide.
arriva, che è una meraviglia, e ha di buono che evapora immediatamente dal piatto se lo riscaldate un secondo, senza lasciare aromi. Quindi in questo caso non bisognerebbe doverci mettere le mani, ma siamo sinceri, bisogna essere realistici, non è sempre ideale il lavoro sul campo, spesso è difficile, spesso lo chef o il titolare vogliono mettere il loro parere, ma di fotografia nella maggior parte dei casi non sanno nulla, e quindi tu provi anche a fare quello che vogliono loro, ma poi realizzano che non funziona e quindi tempo perso. Quindi vi dico, questo è un mondo dove in realtà un po' si va. Per tutto il resto dei casi esistono solo due regole: deve essere bello e deve essere realistico, ma vedrete che ci sono casi in cui il cibo non c'è proprio più, non esiste più, e ve lo faccio vedere con pochi esempi, perché potrei stare qui fino alla settimana prossima, perché intanto vi dico che per fare freestyling a questi livelli non ci sono scuole, non ci sono corsi, qui si tratta di applicare l'ingegno e fare un mare di prove. Io devo dire che la mia formazione chimica mi ha aiutato parecchio, poi ci sono comunque un po' di testi. Questo è un esempio delle bevande tipo frozen. Si utilizzano gli idroretentori per botanica. Non so se qualcuno di voi ha il pollice verde, io ho il pollice assassino più che altro, e ogni tanto però mi affaccio soprattutto a questo mondo. Ecco, se voi prendete questi gel idroretentori, che sono quelli polimeri, e li bagnate, si idratano e sono molto trasparenti. Se gli date una bella passatina con il mini primer, diventano tranquillamente, la fotografia di Getty Images che vedete sotto è ottenuta con questa tecnica, ovvero lì non c'è proprio nulla di ghiaccio. Ma perché? Perché il ghiaccio è estremamente instabile, non solo si scioglie, ma crea spesso poi una venatura sul bicchiere scomoda, perché è una venatura che si muove, che si sposta, perché col cambio della temperatura comincia a gocciolare, si fa la pozza sotto, non puoi sempre essere così veloce perché sistema la luce, sistema di qua. Nella fotografia di food tanto più il cibo è stabile nel tempo, tanto più è facile fotografarlo. Quindi se si possono utilizzare questi mezzi, ben venga, soprattutto perché sono molto più economici. Se doveste pensare a fare le fotografie di super alcolici, nessuno mai sarà disposto ad aprirvi un Courvoisier vecchio di 40 anni che costa un esborso, e quindi questo servizio fotografico andrebbe fuori budget. Altro esempio molto, diciamo, realistico è quello della pasta. Ora, la pasta, il tonno, tanti altri prodotti nell'immaginario collettivo sono diventati dei veri stereotipi, ovvero, come vedete, ho preso una fotografia dalla rete, non so assolutamente di chi sia, quindi non posso neanche dare l'attribuzione perché non l'ho trovato, è pasta cotta. La pasta cotta ha questo colore che rientra tranquillamente per noi fotografi nella gamma cadaverico. Ecco, non viene accettato, perché se in una pubblicità io vi presento questo colore, non date 2 soldi a questa pasta, nonostante tutte le volte che cucinate la pasta a casa la vediate. Ma a livello di comunicazione, una pasta così su una pubblicità non sarebbe comunicativa. È sempre lì la storia, che dobbiamo accontentare il mercato, così come il tonno. A destra un'immagine, questi sono è lo stesso prodotto, ok? È un tonno naturale. A destra vedete che ha questo colore rosaceo perfetto, ma lo sappiamo tutti quando apriamo la scatoletta di tonno che il tonno non è rosa, perché si ossida, perché se è sott'olio l'olio ha un suo colore che quindi naturalmente altera la percezione del colore del tonno. Ma se il tonno non è rosa nelle pubblicità, la gente non lo vuole. E questa storia è vecchia da una vita, perché come vedete questa pubblicità in alto a sinistra è bella vecchiotta, è degli anni 60, devo dire che è anche bella trash, diciamoci la verità, ancora scenerete di quel pomodoro che secondo me è ketchup,
che oggi c'è Photoshop, quindi spesso non vale neanche la pena sbattersi a fare tanti intruгli per ottenere una pasta colorata, ma all'epoca che Photoshop non c'era, e portare in camera oscura un viraggio di colore su una pellicola è complesso, perché bisogna alterare la pellicola, una volta che l'hai alterata non si torna indietro, quindi è un colpo via, perché non si può fare sulla carta, perché i viraggi si devono fare sulla pellicola, quindi le chiudi, come si dice in gergo tecnico. Si usava la curcuma o spesso il tè. Se cucinate la pasta nel tè prende un bel colore giallo carico, quindi se magari qualche sul blog vuole provare questo sistema, non è proprio etico, ma diciamo che non è nemmeno troppo un barare. Il tono invece vi dico che se oggi viene girato tranquillamente in Photoshop, non conviene che si faccia cose troppo particolari, per ottenerlo così rosa in realtà si paraffinava, ovvero si diventava una paraffina che porta un viraggio del tono al rosa, oppure addirittura il tono biomare era un mock-up fatto in cuoio, soprattutto molto più grande di quello che vedete voi, così come il pomodoro della Cirio, il mitico pomodoro Cirio è grande così ed è in ceramica rosso, perché è molto più facile illuminare qualcosa di grande che qualcosa di piccolo. La Mentos è più o meno 60-70 cm, la mitica buco con la menta intorno, ecco, era molto grande perché era difficile fotografare cose piccole, illuminarle soprattutto, e quindi si utilizzavano dei mock-up che peraltro, vi dico, si possono utilizzare solo nel nostro paese, perché se andate negli Stati Uniti, dove si dice negli Stati Uniti si mangia male, negli Stati Uniti è tutto schifo, negli Stati Uniti è assolutamente proibito utilizzare dei mock-up, ovvero se stai facendo la fotografia dei loro sofficini Findus, noi li abbiamo fatti di un materiale che ricorda la plastilina e la panatura è coccio sbriciolato. Là non si può, là si deve prendere un sofficino fatto ad arte, lo si deve cucinare ad arte e bisogna utilizzare quello contenuto all'interno della scatola, perché diciamo la loro unione dei consumatori è potente, è forte, e quindi non viene accettata proprio l'idea di ingannare il consumatore. Così, se volete andare a cercare, esistono anche dei video molto belli su YouTube dove si vede la pubblicità della McDonald's, dove c'è uno squadrone di persone per fare un panino. C'è la persona che sceglie il pane corretto, c'è quello che taglia i cetriolini che devono essere tutti dello stesso spessore, tutti dello stesso colore, e vuol dire prendere un cetriolino, ma visto che il cetriolino cambia di dimensione, cambia il suo diametro lungo la lunghezza, non se ne può tagliare uno solo, perché queste fette devono essere tutte della stessa grandezza, quindi vuol dire pescare cetriolini della stessa tonalità. È un lavoraccio, cioè il food styling a questi livelli è un lavoro lungo e soprattutto estremamente costoso, ovvero viene buttata via una quantità di cibo immenso e c'è in gioco moltissimo cibo. E infine vi ho portato, ecco, questo è un altro esempio di come ad esempio si utilizzano gli alimenti umidi. Quando dovete fare un hamburger dovete metterci le salse, ma nel momento in cui voi bagnate il pane d'hamburger, lo sapete che cosa fa? Si siede, si imbeve, si abbassa, si rompe, si allarga, è un casino, e quindi si utilizzavano, una volta si schermavano con il cartone, ma sono parecchie le foto anche in rete dove si vede non è stato tolto bene o non è stato mascherato correttamente. L'utilizzo degli impermeabilizzanti invece, io sono una grande fan degli impermeabilizzanti, è fantastico, perché voi sparate la lacca con i siliconi al vostro alimento che, come vedete, quando poi butta sopra l'acqua diventa perfettamente impermeabile. A quel punto lui non ha cambiato aspetto, non ha cambiato colore perché è un film perfettamente trasparente, ma perfettamente anche idrorepellente, e quindi voi potete tranquillamente mettere tutte le salsine che volete. E lui, vedete che lo sciroppo d'acero, e io uso lo sciroppo d'acero vero, non uso l'olio motore perché ha un odore tremendo, anche se si vedono i tip and tricks di food styling online, l'olio motore ragazzi ha un odore orrendo e soprattutto ha un colore che si distanzia molto dallo sciroppo d'acero.
come vi dicevo prima, il realismo è fondamentale, quindi piuttosto andate al discount, comprate uno sciroppo d'acero da 2 soldi, non usate magari quello buono perché potreste avere il limite etico dello spreco di cibo, però vi dico da food photographer questo limite non ce l'ho assolutamente, perché per me è un lavoro e quindi non posso pensare di lavorare nelle ristrettezze. Ecco, io utilizzo gli impermeabilizzanti e soprattutto se non volete comprare lo sciroppo d'acero esistono dei surrogati che si possono colorare. Lo sciroppo di glucosio è uno degli elementi più impiegati nel food styling perché si usa per fare le luci finte sui bicchieri e soprattutto si usa per ricreare tantissime tinte che poi vengono usate per ravvivare i piatti. Lo sciroppo d'acero mischiato a fondo bruno, così come può essere mischiato a colori proprio, colori alimentari. Io in realtà vi dico uso tranquillamente anche colori non alimentari, perché tutto il cibo che io fotografo, che uso, non essendo io una food blogger, non lo mangio, viene gettato via perché è estremamente manipolato, quindi non è, diciamo, utilizzabile. L'ultima frontiera del food styling è la totale assenza di cibo, ovvero il rendering. Noi diamo i renderizzatori perché ci vuole il mestiere e fondamentalmente ormai sappiate che tantissimi prodotti che vedete sono dei render, soprattutto il cioccolato, ormai non esiste più una tavoletta di cioccolato fotografato, sono tutti dei render, perché il cioccolato è un elemento al di là del complesso da fotografare, comunque è complesso anche da illuminare come render. Il problema è che ha un sacco di segni, di impronte digitali, di insetti, ci sono un sacco di insetti nella tavoletta di cioccolato e quindi a questo punto semplicemente si va di render, ovvero si crea il cibo per niente e quindi se volete questo è il più dei massicci interventi di food styling esistenti. Io non vi tedio più perché direi che vi ho annoiato anche troppo con questi diciamo trucchetti che se volete potete tranquillamente utilizzare. Se avete domande assolutamente siamo qua pronti per rispondere. Spero che la serata possa essere stata di interesse per chi magari voglia provare ad approcciarsi a questo complesso mondo che è la fotografia di cibo e vi ringrazio tantissimo della vostra attenzione. Bravissima. Domande? Curiosità? Qualcuno che è rimasto colpito da qualcosa in particolare e voleva approfondire qualcosa? Venuta fame. E questa è una cosa positiva perché una delle fondamentali caratteristiche delle fotografie di cibo che non ho nominato ma ovviamente della fotografia di cibo commerciale è l'appetizing, ovvero spesso proprio in virtù dell'appetizing non si utilizzano cibi veri perché il fatto è che ci sono proprio dei limiti, nel senso che io non so se qui abbiamo delle poche provette che guardano le riviste di cucina e avete visti quei perfetti filetti di salmone turgidi, bellissimi, rigidi, poi quando lo fate a casa vostra, appena provate a prenderlo sulla paletta, lo scatafascio totale, si aprono, si separano, ecco. A livello di riviste vi dico che c'è in realtà un po' di mancanza di etica anche lì, perché per fare dei buoni impiattamenti si tiene indietro la cottura. Questi cibi spesso sono crudi dentro e vengono cotti con il cannello, quello che si usa per flambare, per fare la crema alla catalana, per capirci. Spesso vengono i polli che vedete arrosto bellissimi, meravigliosi, sono dei trugli, letteralmente. Il pollo è crudo intanto, il crudo viene legato, sistemato con corticine e i T-beans. I T-beans sono dei chiodini con sopra una T che si inseriscono bene, servono per bloccare il cibo esattamente nella posizione in cui volete voi e vengono spennellati con diversi prodotti. Negli Stati Uniti usano prodotti che io qua non consiglio, nonostante tutti consigliano questo prodotto che è il non mi ricordo neanche come si chiama,
in realtà è esattamente identico a quello che può essere in fondo uno della Knorr, costa la metà, solamente perché è statunitense, non ha detto che sia più bello, sono pessimi entrambi, e vengono spennellati, quindi vengono allungati quasi sempre con lo sciroppo di glucosio, come vi dicevo prima, vengono spennellati e poi semplicemente si dà una bella flambata con sopra il cannello per dare quell'effetto cotto. Ma se voi cuocete un pollo non è mai uguale a quello delle pubblicità o delle riviste che vedete, non lo è, ma perché quando si cuoce il cibo si sposta, si disidrata, si gonfia in certe parti, in altre no, e questo non sarebbe accettabile per una fotografia, perché perderebbe appetite, perché vi ripeto, un conto è mettere il cibo nel piatto, il cibo quando è nel piatto è davanti a voi, quindi l'esperienza è multisensoriale. Voi annusate il cibo, voi vedete il cibo, l'assaggiate, in alcuni casi lo ascoltate anche, il pane che scrocchia, la tavoletta di cioccolato che viene spezzata. Quella dell'alimentazione è un'esperienza multisensoriale, completamente immersiva. Nella fotografia sono gli occhi. Se quello che è lì non rispecchia quegli stereotipi che la pubblicità, l'arte hanno creato, non funziona. Dobbiamo seguire quelli che sono dei dettami legati ai colori, legati alle tradizioni, tutta una serie di regole che bisogna conoscere per essere fotografi, perché non si può andare contro. La mitica frase bisogna educare il cliente. Io vi dico, ho avuto un esercizio commerciale e quando facevo le fotografie o chiamavo un'agenzia per la pubblicità, credetemi quando vi dico che non avevo assolutamente bisogno di essere educata, perché i soldi erano i miei, sapevo come volevo spenderli e sapevo che per avere una fotografia comunicativa a livello commerciale dovevo seguire determinate regole. Se non le avessi seguite non avrei ottenuto lo stesso livello di comunicazione. È una foto non comunicativa, è una foto toppata, che non va bene, che non funziona, che non vi darà ritorno. Quindi inutile dire bisogna educare il cliente, no. Bisogna capire quando si può svirgolare, ma bisogna capire che quando il mercato detta legge, se volete vendere, vi dovete adeguare a queste leggi, e queste leggi un fotografo semplicemente le deve conoscere. Che altro aggiungere a questa ringraziata? C'è poco da dire, purtroppo, è così, molto difficile. Io mi sono avvicinato al mondo del food photography pochi anni fa nel mio campo, per ero molto curioso di conoscere. Ricordo che parlando di alimenti, cioè non di alimenti, ma di elementi che andavano a simulare gli alimenti, forse la cosa che mi ha colpito di più è il modo in cui viene fatta la mozzarella sulla pizza. Allora, la mozzarella è intanto la pizza, ragazzi, da fotografare uno zelido, perché direi che Michela, poverina, ne sa qualcosa. Recentemente ha chiesto consulenza. Allora, la fotografia della pizza dipende dalla pizza. Se me la fa Gabriele Bonci è molto più facile perché è bravissimo, però anche lì abbiamo delle regole da seguire. Se sono pizze surgelate vi dico che prendete solo la base, ma di fatto la dovete ricostruire. E per avere quell'effetto filante spesso si addiziona alla mozzarella, che però in realtà non è mai la mozzarella che molla l'acqua, ma dovete sempre usare quella asciutta, quella che non è mozzarella, si addiziona di di colla vinilica, perché quando voi scaldate la colla vinilica assieme al formaggio fa dei fili lunghissimi. E questa cosa io tra l'altro l'ho fatta vedere a mia figlia che ha 10 anni, e poi lei mi ha mandato una foto, è andata con il padre a mangiare al McDonald's, è andata a mangiare un supplì e mi aveva fatto vedere che il supplì filava esattamente come la mia colla vinilica, e ho detto sarebbe il caso di farsi 2 domande sulla qualità della McDonald's, però vabbè, tralasciamo diciamo questo particolare, che in realtà McDonald's comunque è un esempio particolare, perché lo sapete che noi italiani e poi gli europei di specchio abbiamo fatto cambiare le regole del commercio a McDonald's. Sapete che il McDonald's ha come colori commerciali il giallo, oro e il rosso. Negli Stati Uniti, se voi andate, c'è la mitica collinetta, la doppia, la M dorata, il fondo è rosso. In Italia è verde, perché noi non accettiamo l'idea di mangiare un cibo che non possa essere in un qualche modo ricondotto alla nostra tradizione. Noi facciamo per il cibo comunicazione
sé. Noi abbiamo regole diverse. Se voi andate a vedere il sito di McDonald's degli Stati Uniti, i nostri panini, 4 panini, non si fa assolutamente cenno alla filiera, non interessa che ci sia il formaggio asiago DOP, il pecorino romano e il parmigiano invecchiato 36 mesi. Allora basta che gli dai il loro panino e la storia finisce. Noi abbiamo la scelta dello chef, abbiamo una ricetta particolare, abbiamo l'insalata che viene dal campo della zia Luisa, abbiamo tutta una serie di cavolate, perché poi è ovvio, da piatto, potete capire che se dovessero essere questi i reali alimenti presenti in un panino non costerebbe la cifra che costa. Però, vi ripeto, le regole la fanno il mercato e noi in Italia abbiamo un mercato particolare. Dimmi pure. No, scusate, una domanda, spero non aver interrotto. Avevo due curiosità. Allora, una legata alle foto dei... O abbassi la mascherina, tu vai lì con il microfono. Allora io, Facciamo il microfono. Ok, grazie mille, buonasera. Buonasera. La domanda che volevo fare era riferita alle fotografie di bevande zuccherate tipo Coca-Cola di turno, quindi con anche molto grasso, si usano colloidi per evidenziare un po' le caratteristiche della bevanda. Scusa, mi sa che non ti sento bene perché Se si possono usare colloidi all'interno della Coca-Cola? cioè sospensioni colloidali per fare la Coca-Cola. Ho visto per andare a modificare le caratteristiche del prodotto per evidenziare, non so, alcuni aspetti di quella che è la bevanda, o piuttosto andare a modificare la densità in modo che comunque le bollicine vengano su. Allora, per creare una sospensione gassosa stabile, che quindi più bolle grosse, che ti permetta di lavorare bene, sì, generalmente io ti dico, allora, il problema della Coca-Cola è che se aggiungi troppo crea una spuma densa che non è birra, non ti interessa avere. Quindi ti dico, io se devo fare questo genere di fotografia tendenzialmente scaldo, perché tanto il bicchiere lo brino sempre artificialmente. Quindi nel momento in cui ho brinato artificialmente il bicchiere, quindi lo spray cooling che è l'opacizzante, quindi schermi la parte superiore del tuo bicchiere, perché dove non c'è liquido ovviamente non potrà essere brinato. Spray cooling è un opacizzante, costa un esborso, ma vi dico che lo potete tranquillamente cambiare con il deodorante Neutro Roberts Borotalco, che ha delle sfere di cotone, di cotone, che opacizzano, e quindi al di là dell'odore che vi stenderà, perché comunque il cooling non è che sia tanto meglio, opacizza il bicchiere, non esagerate perché non è vodka, quindi non state prendendo un bicchiere e lo state portando fuori dal freezer. Potete usare in realtà anche la vernice trasparente, però è più difficile da usare e soprattutto è irreversibile, quindi ricordatevi che quel bicchiere ha un costo e quel punto lo potete usare solo per quello, e successivamente si crea una soluzione di... Io uso lo sciroppo di glucosio, si può usare anche lo sciroppo di mais trasparente in un rapporto di 2 parti di sciroppo di glucosio, 1 parte di acqua e tanti spruzzini diversi, perché dovete spruzzare sopra le goccioline che ricreano la brina, lasciate asciugare perché dovete fare evaporare l'acqua in maniera tale che rimanga solo lo zucchero, che è perfettamente cristallino ma fermo, cioè non si muove. A quel punto, se mi interessa avere una Coca-Cola con delle bolle grosse, la cosa migliore che puoi fare è scaldare, perché con il calore le bolle si dilatano e salgono. E quindi hai proprio quella... Perché l'interessante della Coca-Cola da fotografare sono le bollicine che creano quegli spruzzi sopra. Si crea, quando bevi, per esempio, che c'è quella nebbiolina. Se scaldi esce, se no puoi usare anche l'aspirina. Un'aspirina all'interno agita parecchio, però ti può creare una schiuma, devi quindi trovare un buon equilibrio, perché se no attenzione, va benissimo anche il pezzettino di Mentos. Hai presente cosa fa? Però hai presente cosa fa? Bravissimo. Se hai fatto un set stupendo e arrivi lungo, ti ritrovi la Coca-Cola sul soffitto. Ti dico, la Coca-Cola generalmente è un liquido che si usa come tale perché è un liquido a basso costo. Non lo ricreo mai artificialmente,
perché non è così facile, perché ha bisogno comunque di caramello, non ha un colore così facile da replicare. Altri liquidi che possono essere superalcolici, che possono essere vermouth vari, ovviamente sono tutti ricreati da nulla, si utilizzano sciroppi di glucosio per creare diverse densità dei liquori e coloranti molto, molto accesi perché sono comunque brillanti, quindi se devi fare un aperol non usi l'aperol ma lo ricrei. Una seconda domanda. Grazie mille. Riferite ai gelati invece? Il gelato finto? Sì, gelato finto, che classica pallino, anche la maschetta, Allora, la gelatina di burro, la coppetta, ti il dico, cono. io sono gelataio, nel senso che ho lavorato in questo mondo per una vita. Il gelato italiano è unico, ha una texture unica. E ricrearlo non è così facile. Se è facile ricreare il gelato americano, che è un gelato molto pompato d'aria, molto diverso dal nostro, e fare il gelato americano è fondamentalmente semplice perché basta utilizzare una grande quantità di margherina bianca, assolutamente bianca, o grassi vegetali, insomma, vi dico la stessa cosa, sciroppo di glucosio, destrosio per dare la lucidità, io addiziono spesso per equilibrare la miscela il colore di dattero perché la stabilizza nel tempo e a quel punto lo poi lo colori, tu lo porti alla temperatura che vuoi e lo puoi tranquillamente fare a palline e per dare quel senso di scioglievolezza, perché ragazzi il gelato si scioglie, non è là, c'è il foam, diciamo da freestyler, che te lo scalda poi tanto che basta per renderlo lucido. Però ti ripeto, il gelato italiano è un gelato particolare, quindi se devi fare fotografie di gelato artigianale, io ti do un consiglio, sii veloce ma usa il prodotto reale. Se parliamo di gelato industriale ci sono i mock-up, cioè quando tu vedi la foto del Magnum è plastica, non è vero, è finto, è un mock-up creato completamente da zero. Poi oggi con le stampanti e te fai quello che vuoi, perché lì non ha senso utilizzare un prodotto vero perché devi avere stabilità nel tempo, devi illuminare perfettamente, devi tirare fuori il logo e quindi lì chiami dei professionisti che creano un mock-up e ce ne sono tanti che si dedicano al gelato e li puoi comprare tranquillamente. Così ti dico, un altro elemento che spesso viene ricreato ex novo è il sushi, perché per quanto sia bravo diciamo, il cuoco, il problema del riso del sushi è che è molto impastato, quindi non ha una texture che si vede bene. E in fotografia invece di food è fondamentale che le texture siano sempre molto ben definite perché devi immediatamente identificare il cibo che hai di fronte, in certi casi è più facile fare tutto. Perché così anche stabile nel tempo, non si ostra. Il problema del sushi è che si sforma, quindi lo devi purificare per rimetterlo in un sesto, si ossida il colore, ha dei buchi all'interno, quando è finito. Il budino è facilissimo fare. Non ho capito. Il budino è facile da fare una foto, è stabile. Il budino, cosa intendi per budino? Il classico caramelle industriale. Allora, il pre-caramel industriale sì, perché in realtà dentro ha una serie di molecole, di carragenine che te lo tengono fermo lì. Il problema però, sì, sta fermo, non si muove, però tu forse non hai la percezione del suo cambio di colore, tu non hai idea di quanto veloce cammini. Ho fatto delle fotografie per i miei allievi di un mazzolino di menta a 5 minuti, 10 minuti, un quarto d'ora. Un quarto d'ora nel set la menta era completamente appassita, aveva già finito il suo ciclo, la sua vita. E ora io non so se qui c'è qualcuno, sicuramente Michela, ma non so quanti di voi ci siamo cimentati in questo genere. Io chiedo quanti di voi in 15 minuti hanno una foto da portfolio perfetta, finita, nel senso che non hanno problemi, in 15 minuti hanno fatto una perfetta illuminazione. Bisogna cercare di avere cibi stabili nel tempo, quindi li devi isolare, devi cercare di avere, o spesso si usa ad esempio una controfigura, cioè lo usi la prima volta, lo tieni appassito, poi quando hai lo schema di luci perfetto,
quando hai sistemato il set che la palette colori ti sconfinfera, hai sistemato perfettamente la pieghetta del cencio, hai le tangenze, non hai tutta una serie di problemi che ti inficiano la lettura dell'immagine, vai a sistemare definitivamente i tuoi soggetti finali. Però devi avere sempre una controfigura, e quando hai una controfigura vuol dire che ne hai due e li paghi tutti e due. Quindi il budget della tua foto si alza, e un conto è il Craig Caramel della Cameo, ma quando vai dallo chef stellato, non ti fa 2 volte il piatto a base di ostriche e tartufo, costi troppo. Devi essere rapido, veloce, lavorare, oppure appunto lavorare con controfigure completamente diverse, ma devi, con il tempo impari a prevedere come un determinato alimento interagisce con la luce, e quindi sai già come verrà la foto. E quello però che sono queste domande, o vi siete già scoraggiati? Io una che però è un po' da questa. Prima ha parlato del sushi. Sì. È una questione culturale, quella per la quale le foto del sushi che si vedono qui in Italia sono bellissime. In Giappone fanno schifo. Cioè il sushi è di plastica. Allora, tanto il sushi giapponese di alto livello, dei costi che per molti di noi sono inavvicinabili, ed si può tranquillamente dire, una forma d'arte. Tanto che ci sono degli chef da sushi che vengono considerati alla stregua di divinità o star del cinema, ok? E il resto per loro è come per noi i bucatini della matriciana, che non è che si vedono tutte queste belle foto con bucatini della matriciana in giro, è la consuetudine, è un prodotto che non è così esotico, però magari i bucatini della matriciana in Giappone sono fighissimi, perché per loro non sono la consuetudine. Certo, quello che è il fattore culturale nelle fotografie ha un impatto enorme, per non parlare del fatto che poi il Giappone ha un'arte completamente diversa dalla nostra, quindi anche quello che è lo schema compositivo, cambiando il senso di lettura proprio di un libro e quindi di conseguenza il senso di lettura dell'immagine, ad esempio spesso per noi occidentali non è gradevole. Io conosco tantissime persone appassionate d'arte che non amano l'arte orientale perché non rientra nei canoni, così come la musica. Difficile per noi la musica, diciamo, giapponese o cinese. Qualche altra curiosità? Salve, buonasera. Intanto mi scuso, sono arrivata in ritardissimo perché avevo degli impegni di lavoro, quindi magari questa cosa è stata detta e io non l'ho sentito vista. Faccio una piccola premessa per far capire perché tengo la domanda. Io sono una nutrizionista e spesso mi capita nella pagina di Instagram di mettere delle foto di piatti che sono piatti che io cucino a casa per dare insomma un po' delle idee, degli esempi eccetera. Mi aggancio a quello che è stato detto riguardo al piatto costruito, il piatto di plastica, il piatto lucido, perfetto eccetera. Quanto in questo contesto in realtà invece può risultare positivo o negativo vedere quel piatto così perfetto da essere quasi irriproducibile da chi lo cucina? Cioè, può essere un fattore di vantaggio o di svantaggio avere il cibo perfetto nell'immagine in questo senso? Allora, dipende un po' dal contesto. Una volta, se basta guardare, diciamo, quello che è proprio nel periodo storico, nelle stesse riviste di cucina, c'era molta più plasticità, nel senso che era, al di là di quello che magari potevano essere gli albori della rivista, perché io parlo sempre di albori, bisogna capire un attimo che in Italia i fotografi era molto molto più indietro di quello ad esempio che poteva essere nel mondo degli Stati Uniti. Noi fotografi di food abbiamo come un po' diciamo faro un fotografo che è Nicolas Mourai. Nicolas Mourai è stato il fotografo, per capirci, che fotografò Frida nella copertina di Vogue con la bellissima fotografia. Ecco, Nicolas Mourai è stato anche un fotografo, uno dei primi fotografi di food a livello, diciamo, che ha dato al food una valenza importante, perché era il fotografo di McCall's Magazine. McCall Magazine è stata una rivista importantissima negli Stati Uniti perché era una rivista per donne. Ecco, lì abbiamo una certa plasticità perché si narrava un mondo, quello
degli anni 60, 50, anche 40 negli Stati Uniti, dove la donna era, diciamo, un po' uno stereotipo della moglie perfetta e quindi tutto doveva seguire. In Italia la food photography è arrivata in quanto molto tardi. Per dirvi, già negli anni 90 trovare un libro, una ricetta, una foto non era così scontato. Nel libro di Pellegrino Artusi, che è forse il libro più famoso di cucina che abbiamo in Italia, di foto non ce n'è nemmeno una, ok? C'è giusto qualche disegno, c'è giusto qualche rappresentazione grafica di qualche passaggio delle ricette magari più complesse. La food photography è arrivata ampiamente dopo, quindi secondo me parliamo veramente sì, negli anni 90 cominciano ad arrivare i primi libri, una foto, una ricetta. E all'inizio diciamo che abbiamo delle preparazioni più plasticose. Si è sdoganato questo effetto con l'avvento del blogging, perché diciamo le blogger comunque sia, magari soprattutto all'inizio, erano figure non formate. Oggi sono più preparate di me, nel senso che soprattutto le blogger che hanno delle vere redazioni, perché non possiamo parlare di blog, parliamo proprio di redazioni, di un team che lavora insieme, hanno sicuramente un impatto molto più fresco e è molto interessante anche vedere come ad esempio questa pandemia ha profondamente cambiato la comunicazione. Chiaramente quando lo dico profondamente, io non guardo praticamente mai la televisione, però sono rimasta molto colpita dalla pubblicità di quest'anno di Natale dei pandori della Paoli. Non so se vi ricordate, fino a 3 anni fa, le pubblicità della Paoli erano delle selezioni naziste di bambini ariani perfetti, tutti uguali, tutti biondi, tutti con gli occhi azzurri, alti uguali. Un casting veramente quasi da campo di concentramento. Quest'anno il video di persone a casa loro che dicono quanto è buono il pandoro. Non sono truccate, alcune sono con i vestiti a casa, alcune addirittura sono in pigiama. 2 anni fa questa comunicazione sarebbe stata impensabile, ma con la pandemia molte aziende hanno rilasciato proprio spesso alle blogger, e parlo di aziende di food, ma non solo a livello italiano, anzi in Inghilterra è stato un vero e proprio un reparto che è stato preso, è stato tolto dalle mani dei fotografi ed è stato dato alle persone che in quel momento erano più nel centro dell'attenzione, perché durante la pandemia alla fine, non potendo noi stare tra di noi, lo facevamo attraverso altri mezzi, computer, social, videochiamate, e quindi le blogger hanno visto una certa fortuna in quel periodo e ci sono proprio aziende che hanno demandato la loro comunicazione a loro e non si torna più indietro. Credetemi che sono quasi convinta che la comunicazione difficilmente tornerà a quella di prima, bisognerà adeguarsi a questi nuovi ritmi. E ad esempio Trussardi ha dato una bella entrée. Non so se qualcuno di voi ha visto le foto degli orologi Trussardi buttati sul pavimento con le due frecciate sopra, e ho sentito più di qualche fotografo scandalizzato nel dire: hanno chiamato il primo sfigato che c'era, gli hanno dato 2 orologi da 5.000 euro e gli hanno fatto fotografare. Ora, ma secondo voi Trussardi non ha i soldi per pagare un fotografo? A qualcuno è venuto in mente l'idea che poteva semplicemente essere una provocazione perché i tempi sono cambiati? Trussardi solo può permettere, ma la stessa H&M, l'estate scorsa la campagna pubblicitaria era fatta in appartamenti con fotografie con un taglio da cellulare, perché è cambiata la comunicazione. Quindi ti dico sì, ci sono piatti che sicuramente, se presentati in maniera troppo stereotipata, scoraggiano. Quindi ti dico, dipende dal piatto. Se tu sei una nutrizionista e devi esprimere la tua preparazione e quindi dare consigli a un target ben specifico di persone, è inutile che ti avvali di strumenti che possono essere i miei, più legati alla pubblicità dell'esercizio commerciale, che ancora magari è legato, perché poi noi facciamo anche quello che ci viene chiesto, quindi è più legato a delle regole che comunque, ripeto, stanno cambiando. Tu sicuramente
scoraggeresti, perché io, intanto tu sei un nutrizionista, quindi magari becchi la persona deve dire, tanto sono dieta, quindi non posso mangiare tutto quello che vorrei. Se tu mi presenti un piatto che sembra inarrivabile da fare e sono pure a dieta, cioè devo pesare tutto, poi devo mettermi lì e fare un piatto che neanche Gordon Ramsay, allora non ha senso. Quindi è ovvio che la fotografia è sempre comunque rivolta al target, e in questo caso ti dico sì, sarebbe avvilente. Infatti, se comunque vi dico, ad esempio, molte riviste adesso, e vi devo dire la verità, quasi tutte tranne la cucina italiana, che gode di una sua redazione interna e non si avvale di redazioni esterne, ormai i blogger, ad esempio, hanno preso il posto di tanti fotografi a livello di editoria, perché appunto tantissime persone guardano le ricette sui blog, sulla pagina Facebook, sulla pagina Instagram, che ha poi provocato, devo dire, un certo danno a quello che era con l'editoria. Ci sono riviste che nascono, muoiono a un ritmo impressionante, ci sono riviste che rubano proprio senza pietà fotografie alle blogger, che continuano a mandare lettere a cui non ricevono minimamente risposta, perché sono riviste che hanno una vita brevissima, quindi mettono in gioco tutte queste ipotetiche denunce per qualcuno. Quindi sì, dico, può essere avvilente e non avrebbe senso per te fare una fotografia così. Questo target non è il target, diciamo, del commercio, perché se tu fai un piatto di pasta colore normale, io lo associo alla tua ricetta e lo accetto. Se la Barilla mette la pasta con chiccia in pubblicità, non l'accetto. Perché ormai sono abituato a vedere il suo politico, sto rifugiando appunto l'altro. Hai una domanda pure? Ah, vai, non per me, per Tatiana. Mi sembra guardando male. Abbiamo una domanda molto facile, tornando al discorso della concettuale. E le tue idee, nel senso, tu, a parte che lavori sul progetto, ma parti da un raggio, cioè come tu sviluppi l'idea? Ti vengono così di notte? Anche volte Bene, se non avete altre domande potremo pensare di chiudere qui. Io ringrazio innanzitutto voi per essere intervenuti, ringrazio di nuovo l'amministrazione comunale che ci sostiene nelle attività che facciamo, senza di loro molte cose non potremmo farle. Ringrazio, che dire, voi due, Stefania e Tatiana, e abbiamo pensato a un piccolo segno per voi. Ecco qui, a voi. Vi ricordo i prossimi 2 appuntamenti dell'associazione. Sono il lunedì 7 marzo, di solito gli incontri noi diciamo del lunedì sera, venerdì è stato un episodio particolare per loro. Lunedì 7 marzo, per chi è appassionato di viaggi, facciamo delle proiezioni di racconti di viaggio, quindi fotografie. Il 7 marzo abbiamo Rosella qui nell'auto con il viaggio in Marocco per vedere della Grande.
E poi per la stessa serie di incontri di stasera con il quadro dell'autore, lunedì 21 marzo abbiamo qui Sergio Lopper che ci porteranno in Magreli, quindi guida del tagliamento, una serata intitolata Passassi, terre e acque, quindi fotografia naturalistica. Se avete necessità di informazioni noi siamo qui sull'associazione, su quello che facciamo, altrimenti c'è il nostro sito che è www.inquadra.info dove potete rimanere sempre aggiornati. Detto questo, liberi tutti, grazie mille ancora e buon intervento con noi.